I lavori di manutenzione delle strade provinciali sono i principali obiettivi della città metropolitana di Genova. In questo anno abbiamo ottenuto fondi importanti tramite il MIT Extra, MIT-Ter e fondi per aree interne. La somma complessiva cuba 5.400.000 euro, appunto risorse per mettere in sicurezza le nostre infrastrutture, pavimentazioni soprattutto, ma anche consolidamento di muretti e canalizzazione delle acque. Sono attualmente in corso bitumature sulle seguenti strade provinciali: la SP62 Franco Rolandi, la SP20 San Marco Durri, la SP29 di Pieve Alta, la SP30 di Camogli, la SP67 del Montefasce, la SP333 di Uscio, la SP15 del Brugneto e a brevissimo partiranno anche i lavori sulla SP41 del Tiglieto, che proseguiranno sulla SP79 di Colle. Sempre nel mese di luglio altri interventi sulla SP586 della Val d'Aveto proseguiranno subito dopo sulla SP28 della Pievetta. All'interno appunto di questo mese, come dicevo prima, lavori sulla SP16 di Casa del Romano e sulla SP87 di Propata Alta. Settimane appunto di lavoro intenso, perché sempre nel mese di luglio intendiamo iniziare i lavori anche sulla SP51 di Livellato. I lavori andranno avanti anche nel mese di agosto con la SP72 di Alpepiana e con la SP75 del Penna. Dopo alcuni giorni di pausa per il fermo delle aziende e anche degli impianti di produzione del bitume, a settembre si riparte con la SP58 della Crocetta, sulla SP42 di Romaggi e sulla SP32 del Bocco di Levi. Proseguiamo sempre nel mese di settembre-ottobre con la SP37 di Semovigo, la SP83 di Pietranera. Sempre in autunno proseguiranno gli interventi sulla SP26 della Val Graveglia e sulla SP76 di Obicella. Altri interventi sono previsti per la fine dell'anno. Di questi dobbiamo tener conto delle condizioni meteo che potrebbero farli slittare comunque nei primi mesi eventualmente del 2023. Si tratta della SP226 della Valle Scrivia, la SP15 del Brugneto, la SP62 Franco Rolandi, la SP14 di Davagna. Inoltre sono previsti interventi sulla SP2 di Sant'Olcese, la SP46 di Montessoro e sulla SP53 di Bastia. Sempre in funzione, tenendo conto delle condizioni meteo, di come sarà il prossimo autunno-inverno, abbiamo previsto anche interventi sulla SP56 di Barbagelata, sulla SP73 del Faiallo. A questo lungo elenco di interventi si aggiungono quelli già realizzati in occasione del passaggio della Carovana Rosa sulle nostre strade. Infatti nel mese di maggio sono stati eseguiti i lavori di pavimentazione sulla SP26 bis della Valmogliana, sulla SP80 di Trensasco, sulla SP43 di Torrazza e sulla SP2 di Sant'Olcese. Non meno importanti gli interventi eseguiti in economia diretta dalla città metropolitana di Genova con proprio personale e propri mezzi. L'attivazione, seppur in via sperimentale, ma comunque abbiamo avuto molta attenzione tramite accordi quadro con i comuni. Questo dà la possibilità alle amministrazioni locali, con un forte risparmio, di andare ad asfaltare strade comunali, appunto utilizzando un accordo con la città metropolitana che mette a disposizione uomini e mezzi, e l'amministrazione rimane solo da pagare il materiale e il bitume. Le squadre degli operai della città metropolitana di Genova hanno effettuato interventi sul comune di Castiglione Chiavarese e su quello di Santo Stefano d'Aveto, dove hanno iniziato le nuove bitumenture. Torneranno poi a dare assistenza ai comuni tra ottobre e novembre a Campo Ligure e a Cogorno. Proprio per rafforzare questa attività di intervento con risorse interne, in questi mesi sono entrati in servizio nuovi operai, nuovi dipendenti, e questo va a migliorare sicuramente le capacità dell'ente nel dare risposte ai cittadini e alle esigenze appunto anche dei piccoli comuni. Il nostro ruolo è eliminare i pericoli sulla viabilità ordinaria, possono essere i classici buchi che si formano sull'asfalto, la pulizia delle cunette, tagliorami, e poi nella stagione invernale la sorveglianza stradale per quanto riguarda la neve, il ghiaccio,
tutto ciò che può arrecare dei danni ai cittadini, alla viabilità e alle macchine che transitano sul territorio. Negli ultimi anni c'è stato ovviamente per il pensionamento, perché il personale era anziano e quindi tante persone sono andate in pensione, ci siamo trovati con la quantità di personale veramente ridotta all'osso. Adesso recentemente la città metropolitana ha attuato dei programmi che prevedono delle assunzioni tramite concorso, recentemente anche dall'ufficio di collocamento, e quindi adesso pare che la quantità del personale a disposizione delle zone cominci a essere un pochino più cospicua. Nella mia zona si è aggiunta un'ulteriore persona, una donna tra l'altro, che ha fatto la mobilità dalla provincia di Alessandria. Io sono Laura Locascio e sono la nuova assunta della città metropolitana, veramente non nuova del settore perché ne vengo da Alessandria, ho avuto un trasferimento di città per motivi di famiglia e ho chiesto di entrare qui in provincia di Genova ed eccomi nella città metropolitana. Sicuramente è un ambiente totalmente diverso, organizzato in una maniera diversa, forse proprio perché è una grande città. Io mi trovo molto bene, devo dire la verità. Le mansioni comunque sono quelle di un cantoniere, quindi abbiamo una parte di strade da tenere sotto controllo, appunto come diceva il mio capo poc'anzi, anche perché sono zone un po' impervie, sappiamo com'è fatta Genova, la Liguria, quindi montagna, molte strade di montagna o di collina, franose, ahimè. Purtroppo il nostro compito è quello di tenerle costantemente sotto controllo al fine di evitare che ci siano dei pericoli.